Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, coro unanime quello che si è alzato ieri sera dal Consiglio Comunale di Sciacca, riunito in seduta straordinaria dopo l'alluvione di venerdì scorso che si è abbattuta sulle versanti occidentale dell'Agrigentino, colpendo pesantemente anche la città delle Terme, dove c'è un disperso Vincenzo Buono di cui non si hanno ancora notizie. Maggioranza e opposizione chiedono l'intervento del Consiglio dei Ministri. È stata invocata la legge 225 del 1992, una norma che fa assumere i pieni poteri ad un commissario straordinario nominato dal Ministro dell'Interno, che può delegare anche il sindaco, capace di assumere decisioni senza varcare le fosse caudine della burocrazia. È stata questa in buona sostanza la proposta formulata dall'intera Aula e il sindaco Fabrizio Di Paola ha assunto l'impegno insieme alle forze politiche di percorrere la strada indicata. La richiesta dello stato di emergenza verrà inoltrata propedeuticamente alla Regione, che ha già proclamato lo stato di calamità naturale e deliberato le somme, 44 milioni di euro, da elargire ai comuni che hanno subito danni a causa del nubifragio. Somme destinate in via prioritaria, così è stato annunciato, alle infrastrutture. Per dare ristoro immediato ai privati invece è necessario percorrere la strada dello stato di emergenza. L'ufficio tecnico comunale ha già registrato 109 istanze provenienti da cittadini e imprenditori che hanno subito danni, le cui prime stime parlano di 1 milione di euro. E ieri, sempre al municipio di Sciacca, si è svolto un vertice tra l'amministrazione e Girgenti Acque per pianificare tempi e modi di intervento in ordine al ripristino delle condotte idriche e fognarie saltate per la furia dell'acqua. Prima le garanzie, cioè atti concreti da parte della Regione, poi i lavori. Questa la volontà espressa a chiare lettere dai vertici del gestore privato, e la conta di danni procede senza sosta anche negli altri comuni, a cominciare da Ribera. A Catabellotta 15 abitazioni sono state sgomberate, a Villafranca è crollato un muro esterno della scuola e parecchi ettari di terreno coltivato da agrumeto spazzati via.